Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora ragazzi, oggi devo fare un video annuncio e spiegare alcune cose, ora ne approfitto per provare questo gioco che mi ha consigliato un amico e veramente mi fa troppo ridere vedere questo piccolo Comendone, mamma mia, questo piccolo Comendino che cerca di diventare grande nel mondo. Eccolo qua, un mini Cume che si mangia tante patatine per diventare più forte. Vai, mangia le patatine, Cume. Boh ragazzi, intanto che vaneggio qua, volevo spiegare una cosa, come sempre con Formula 1. E MotoGP tantissime visual, vi ringrazio, sapete che io non le chiedo mai, assolutamente, però mi fa piacere chiaramente vedere che seguite tanto questi giochi, però ci sono anche commenti anche istruttivi, comunque importanti, che mi aiutano a far crescere il canale, però che non capisco, nel senso. Voi lo sapete qual è il mio stile da anni che mi seguite, per me, almeno per come la vedo io l'impegnarsi, io cerco di impegnarmi nel mio campo, cioè nel lavoro, nello sport, nelle cose che io reputo fondamentali e importanti. Ecco, sto stronzo lo voglio mangiare niente. Però io quando gioco proprio mi rilasso, cioè quello che voglio fare è proprio divertirmi al massimo, non pensare a nulla, stradivertirmi e ciao proprio il si gode puro. E allora io questo lo farò capire perché giustamente se qualcuno vuole invece vedere video professionali con veramente dove guido alla grande senza mai sbagliare, senza mai tamponare qualcuno, io lo capisco. Però purtroppo il mio canale è difficile perché per fare questo lo posso fare, non ho problemi, però devo allenarmi di più, quindi fare meno video e vedere il gioco come una cosa seria. Io non ho problemi a farlo, però secondo me non vai a perdere lo stile del Comenda pazzo, ecco tutto qua. Quindi chi mi reputa che sia sbagliato vedere insomma, guidare così male e tutto, non c'è problema. Però purtroppo, cioè, questo è il mio stile. Poi se non stile è molto discutibile, un modo di divertirsi discutibile, però è il mio. Cioè, oddio, mi sento breccato. Comunque lagga a bestia sto gioco, diciamo così, cioè incredibile. È un laggoso sto gioco di merda. Però è troppo bello, ste palline impazzite così mi gasano troppo, oddio. E niente, questo volevo dire ragazzi, quindi cerchiamo di stare più easy, cioè. Io ripeto, capisco tutto ed è giusto che chi vuole vedere i video seri, sono tantissimi youtubers bravi, c'è per esempio uno che mi piace tanto come, oddio, come guida e tutto è Sutil per esempio, è veramente uno bello cazzuto che sia con le moto che con la Formula 1 va alla grande, Dio. No, il Chelsea, no, non posso più mangiare dal Chelsea di merda, no, 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 da Giuseppe Mourinho, no. E quindi sì, ecco, però se volete invece una guida più easy, un po' vaneggiosa e due risate, questo insomma è lo stile comendiano. Ecco, vai Origin, non riesco a mangiare gli altri, però Mars, ciao Mars. E il cubo diventa grande. E niente, comunque ringrazio tutti, ringrazio anche questi commenti, comunque è giusto perché è bello insomma avere non solo quelli che ti scrivono bravo Cume, viva il Cume, ma sono giusti anche commenti così, però io voglio solo far capire che cioè non è che vado a cambiare stile, questo è il mio stile, rimane questo perché ripeto, la vita è fatta anche di troppi stress, purtroppo anche cose che anche più gravi o comunque importanti del lavoro e dello sport e di tutte queste robe qua. E quindi devo proprio rilassarmi qua, vaneggiare e godermela alla grande, ecco. Quindi questo è il mio obiettivo. E niente, adesso qua siamo qua su sto gioco qua bellissimo. Mamma mia che sì, ciao. Adesso mi ammazzano. Aia, aia, crazy Kuma, crazy Kuma, crazy. Guarda, sto coglione, Varade, il classico area di merda, guarda. Eccolo là, e sono morto. Vabbè, raga, questo era il video, un piccolo annuncio da fare. Ripeto, non è assolutamente una polemica, anzi, io ringrazio tutti per i commenti, però questo è il mio stile. E se a volte nel microfono ci sono sbuffi, robe varie, cioè, anche questo è il mio essere così, nel senso, cioè, non vado troppo a preoccuparmi di queste cose qua, perché deve essere reale il video, nel senso, quello che sto facendo è quello che dopo registro. Sono così, punto. Se purtroppo ho un giorno che sono nervoso, con i cazzi girati e tutto, magari sbuffo di più, mi preoccupo meno dell'audio, però questo a mio modesto parere è un modo per essere ancora più vicini a me. Cioè, capito che non deve essere il video perfetto pim pum pam. Se un giorno voglio fare un video, però sono anche incazzato, magari tiro giù 4 vaffanculo in più. Questo è il mio modo di essere insieme a voi, cioè quello ci deve essere sempre il Comenda reale che è Marco.
È chiaro che è un po', insomma, è un Marco fatto a caricatura, nel senso un po' più pazzo, un po' più esagitato, un po' più vaneggiaso, proprio perché così posso rilassarmi dalla giornata impegnativa che ho avuto al lavoro. E niente, che altro dire? Io ricordo il profilo Instagram, che là potete seguirmi nella vita reale, dove c'è un commento un po' più calmo e tranquillo, insomma, abbastanza. Poi c'è, vabbè, tutte le pagine, insomma, anche se ormai ti dico Facebook, per motivi di tempo, diciamo che non lo seguo molto meno. Instagram invece mi è più facile perché metto la foto, dopo c'è il commento, ci seguiamo a vicenda ed è più carino. Comenda _ veneziano è il profilo. Vabbè, raga, un saluto dal comandone veneziano. Presto nuovi video di MotoGP per Formula 1 che ne ho già registrati un po', quindi per un po' ci sarà F1 e MotoGP con qualche PES dopo la grande impresa contro il PSV. Spero di fare una grande Europa League. Ciao raga! Ciao!